Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Udine. Il progetto di riqualificazione del comprensorio della sede dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo è stato questa mattina al centro di un incontro che si è svolto nell'area stessa. La Regione attende ipotesi progettuali sulle quali trovare poi condivisione. A te la linea, Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Sant'Osvaldo davanti alla Palazzina A, dove si è appena conclusa una riunione del gruppo di lavoro che interviene per il recupero appunto dell'area che un tempo ospitava l'ospedale psichiatrico di Udine. Qui a Sant'Osvaldo ci sono tante opportunità e tante proposte. E un bilancio di questo incontro, al quale presto ne seguirà un altro, attraverso le parole del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Ho visto entusiasmo, quindi sono contento di questo. I protagonisti ai quali abbiamo chiesto, principali, ai quali abbiamo chiesto di poter occuparsi della valorizzazione di quest'area sono i protagonisti principali, cioè la professoressa Conti per l'università, il dottor Caporale dell'azienda sanitaria, il dottor Barilari rappresenta il comune, c'è il presidente della circoscrizione, c'è la sovrintendente ai beni culturali e naturalmente abbiamo chiesto al dottor Piani, anche per la sua esperienza professionale, di poter coordinare questo lavoro. Ho sentito che la discussione sta prendendo corpo, il dottor Tonuti e la dottoressa Zammaro, direttore centrale di salute e dell'azienda di coordinamento, dovranno mettere a disposizione insieme al dottor Caporale gli strumenti che consentiranno, secondo me, di aprire intanto metodologicamente anche una discussione dell'apertura, della valorizzazione di quest'area della città. Io penso che sia importante per quello che quest'area custodisce ambiente, custodisce cultura, custodisce architettura e soprattutto custodisce inclusione. Il tema della fragilità, che noi non vogliamo assolutamente, vogliamo che sia il primo tema verso il quale questo pezzo di città, come ci raccontano i rappresentanti di coloro che risiedono qui, era un pezzo di città oltre il quale non si poteva andare. Ecco, noi lo vogliamo aperto e a disposizione di Udine. Ringraziamo il vicegovernatore appunto del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e parliamo con l'assessore alla salute del comune di Udine, Giovanni Barillari. Ecco, 25 milioni di euro che attendono di essere investiti in quest'area. Il comune di Udine ha già delle idee, mi pare di aver capito, abbastanza precise, insomma. In sostanza sapete già quello che volete avere. Intanto siamo molto grati alla Regione che ha inteso di valorizzare questo ruolo destinando una somma significativa, che significa che ci tiene alla nostra città. La città da parte sua vede questa come un'occasione di rilancio e riscatto di un'area che ha conosciuto in passato anche sofferenze, ma che adesso deve essere riconquistata, aperta alla città e valorizzata. Quindi fondamentalmente il Comune spera che qua possa trovare concreta applicazione tre temi fondamentalmente. Il primo è quello della inclusione sociale e valorizzazione, direi io, non solo della salute mentale ma della disabilità in genere, quindi un posto dove le persone con diverse abilità qui trovino possibilità di espressione mescolandosi con il resto della popolazione. Il secondo tema è un luogo dove si possa fare promozione della salute e prevenzione. Il Comune in questo è molto attento perché ha un progetto specificamente dedicato, si chiama Città Sane, e qui dovrebbe trovare la sua completa applicazione. E il terzo tema di interesse alla città è la possibilità di portare qua dei punti di erogazione di alcuni servizi al cittadino, sui quali adesso è inutile cominciare a snocciolarli, questo coerentemente con la strategia regionale, con le possibilità di applicazione che ci dirà l'azienda, quindi insomma anche un luogo dove poi possano venire i cittadini a fare a trovare alcuni servizi coerentemente col disegno generale. C'è anche, ha partecipato e partecipa a questo tavolo anche il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, ASUFC, ecco, Denis Caporale. L'azienda sanitaria ha la necessità di allargare praticamente i suoi spazi, è già presente qui con dei servizi.
Certamente noi siamo qui presenti, però questo è un momento importante per la salute e per la sanità dei nostri concittadini di Asufc e non solo di Asufc. Io devo ringraziare per l'attenzione prestata, in particolar modo al vicepresidente, ma appunto della regione, per investire, per aver deciso di investire su questi spazi importantissimi anche dal punto di vista storico, culturale, architettonico, perché per noi sono anche lo strumento naturalmente di risposta a problematiche di salute importanti. Quindi questo è sicuramente il primo passo che assieme alla Regione stiamo facendo per dare una risposta di salute importante. Per quanto riguarda l'università, anche l'Ateneo Udinese ha puntato gli occhi, no, su questa area. Non si può non esserci, ne parliamo con la professoressa Cristina Conti. Allora, il piacere è che ci è stata chiesta di mettere a disposizione le nostre competenze, quindi è un'occasione interessante, molto, molto bella, un'occasione per mettere le competenze dell'università a servizio effettivamente del territorio. Io sono qui in veste di architettura, ma non è solo, abbiamo tutta la parte di agrario, tutta la parte delle energie, tutta la parte, diciamo, collegata alla sostenibilità di un luogo come questo, quindi da un lato l'aspetto dell'inclusione, di un progetto di un'occasione di possibile rigenerazione urbana e non solo di quartiere, dall'altro lato un'occasione che richiede tutta una serie di competenze trasversali che fortunatamente l'Ateneo ha a disposizione. Quindi questo potrebbe essere una sorta di campus universitario, potrebbe assumere anche questo aspetto? Io più che campus parlerei di occasione di sperimentazione, quindi sì. Sperimentazione sia di ricerca che di didattica. L'obiettivo è quello anche di aprire delle esperienze di progetto coinvolgendo gli studenti, questo anche per cercare di cogliere da un aspetto più fresco, più giovane, più attuale, cioè ripercorrere quelle che sono le regole e l'approccio scientifico della sperimentazione, ma anche con un occhio più giovane, che poi è l'occhio della città del futuro. Bene, ringraziamo anche la professoressa Cristina Conti e qui da Sant'Osvaldo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto, Paolo Bassi per questo collegamento in diretta da Udine. Del Neri, De Ecker e Napoli sono alcuni dei nomi che saranno premiati alla Festa dei Nonni, promossa dall'Associazione 50 e più di Udine. Oggi la presentazione dell'11ª edizione della festa che si terrà il 2 ottobre nel Centro Congressi delle Grazie in via Pracchiuso a Udine. 11ª festa dei nonni e anche naturalmente delle premiazioni. Svelaci i nomi. L'11ª edizione, la sesta per quanto riguarda Nonno Più, sono dei nomi veramente interessanti. Non svegliamo assolutamente nulla di nuovo, anche perché c'era già nell'aria che questi nomi avrebbero poi alla fine vinto. Nello sport Gigi Del Neri, ex calciatore, allenatore professionista di Aquileia. Nel volontariato Giuseppe Napoli, che è l'attuale presidente regionale di Federsanità e vicepresidente nazionale, ma già sindaco del suo comune di Precenico, segretario, dirigente regionale. Abbiamo poi nelle attività imprenditoriali, questa è una bellissima sorpresa, Marina Bonazza De Ecker, che con i suoi 98 anni è ancora la più decana dei professionisti nell'imprenditoria friulana. La Rizzani De Ecker è una sua opera e ha 12 nipoti. E infine nonni special quest'anno abbiamo deciso per Gianola e Benito Nonino, che ovviamente non hanno bisogno anche loro di presentazione, è un marchio e un nome che ormai esiste da tantissimo tempo, fondata nel 1897 questa distilleria, e che ci fa onore e ci fa conoscere in tutto il mondo. Quindi le premiazioni sabato mattina 2 ottobre in Sala Valduga, e nel pomeriggio la manifestazione che abbiamo organizzato assieme al direttore artistico Alberto Zeppieri, che si svolgerà al centro Congressi delle Grazie in via Pracchiuso, dietro la Basilica della Madonna delle Grazie, con molti artisti, e a concludere la parte finale con l'ospite nazionale che è Riccardo Fogli, ex dei Pooh. Quindi cerchiamo di dare in questa giornata, che c'è la ricorrenza dei
degli angeli e quindi dei nonni il massimo della opportunità e disponibilità per una festa che vuole essere anche lo scambio generazionale, e la figura del nonno è fondamentale. Luciano Nonis, per la Fondazione Friuli, quanto è importante questa festa e il sostegno della Fondazione alla Festa dei Nonni? Beh, la sosteniamo ormai da 6 anni, quindi siamo sempre vicini a questa associazione. È importante, ciascuno di noi ha il suo ricordo del nonno, quindi il nonno ha prima di tutto una funzione di rapporto personale, ma anche una enorme funzione sociale, e quindi è soprattutto questa che noi riconosciamo. Il nonno è diventato, i nonni sono i più grandi ammortizzatori sociali in questo periodo di crisi, quindi è bello ogni tanto fermarsi e riconoscere veramente questa funzione, e questi premi hanno proprio questo ruolo di riconoscere, di fermarsi a guardare quanto è importante il ruolo del nonno nella nostra società. Alberto Zippiri, direttore artistico, come hai strutturato questa manifestazione? Come ogni anno ci basiamo molto sui talenti locali e c'è sempre un ospite nazionale a chiusura. Quindi abbiamo Anna Nash, che è una violinista internazionale, la Baby Dance del Broadway Studio, una piccola cantante, si chiama Giulia, 12 anni, è fantastica. Poi c'è Simone Ravenda, il mentalista che ha fatto anche con Belen a Italia Got Talent. Giulia Daici, un talento friulano, insieme a Simone Rizzo e la piccola Sofia Maria, che canteranno in friulano. Tutto questo prima del gran finale con Riccardo Fogli, già membro dei Pooh. Si svolgerà all'Auditorium delle Grazie nel pomeriggio alle 17, nel pomeriggio del 2 ottobre. Poi c'è una bella sorpresa per chi vuole, per chi ama i Pooh, per chi ama anche la cucina di qualità. Riccardo Fogli si fermerà con pochi eletti, diciamo, che si iscriveranno per tempo, perché i posti sono limitati anche per le norme Covid, alla Storia per una cena benefica. Noi vi aspettiamo tutti, quindi nel pomeriggio all'Auditorium delle Grazie. Bene, una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea, tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. L'alta moda sarà protagonista domani sera in Piazza Libertà, nel capoluogo friulano, con Udine Fashion Night. In passerella sfilerà il frutto del lavoro artigianale locale, abiti da sposa, alta moda e prêt-à-porter. L'evento, in la ripartenza per un settore messo duramente alla prova dalla pandemia, sarà trasmesso in diretta su Telefriuli domani alle 20:30. Il metro attorno al collo, ago e filo di nuovo in mano e il rumore delle macchine da cucire che si rimettono in moto. Il mondo della sartoria, legato alle cerimonie, si riattiva dopo un lungo stop causato dalla pandemia e il capoluogo friulano celebra questa ripartenza con un grande evento. È la Udine Fashion Night, la grande sfilata di moda voluta e organizzata da Barbara Beltrame e Atelier in collaborazione con Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, che venerdì 24 settembre tingerà Piazza Libertà con i colori più belli di abiti da sposa, haute couture e prêt-à-porter. Una serata che si aprirà alle 20:30 e che sarà trasmessa in diretta su Telefriuli. La cornice sarà quella di Piazza Libertà, la scenografia quella della loggia di San Giovanni. La serata è stata concepita come omaggio al prezioso lavoro artigianale friulano che ha resistito a mesi difficilissimi. Lo avete definito un inno alla ripartenza. Sì, esatto. Dopo 14 mesi proprio di fermo totale per noi, che lavoriamo espressamente nel settore delle cerimonie, dei balli, delle cene, di tutti questi eventi che sono stati bloccati per ovvi motivi che tutti sappiamo, dopo 14 mesi io non ce la facevo più. Una mattina mi sono svegliata e ho detto ok, mi è venuta questa idea in mente, ho chiamato Anna e ho detto riprendiamo in mano quello che avevamo cominciato nel 2019 prima della pandemia. E diciamo che abbiamo scelto quest'anno proprio una location fantastica dal punto di vista storico, dal punto di vista delle nostre radici, e abbiamo voluto proprio ripartire dal cuore di Udine. Che cosa vedremo sfilare in passerella? Allora, non sarà solo sposa, ma ci saranno degli interventi di prêt-à-porter e haute couture e una bellissima linea completamente disegnata e anche con i tessuti esclusivi fatti realizzare interamente proprio da Anna e poi ci sarà ovviamente la sposa a contornare il resto.
Ci saranno anche delle sorprese che non sveliamo, però questo per dire che è un evento da non mancare, da non perdere. Assolutamente, ci saranno un paio di sorprese che secondo me saranno molto emozionanti. Uno dei punti fermi è la valorizzazione dell'artigianato locale. Sempre stata fautrice da quando ho aperto, era il 18 marzo del 2013, questo piccolissimo atelier che rappresenta proprio il mio cuore. Derivo comunque da una famiglia di artigiani, sarti, pittori, intagliatori, falegnami. Ho preso qualcosa nel DNA e volevo portare proprio la nostra arte prima che si perda, perché purtroppo in questo momento la sartoria in generale non è valorizzata quanto dovrebbe. Dopo 14 mesi a incasso zero è stato veramente difficile ritrovare lo stimolo e l'energia per ripartire. Fortunatamente me l'hanno dato le mie clienti, che io adoro, me l'hanno dato le persone che stanno più vicino a me in questo momento. Anna è una di queste, che ha creduto nelle mie capacità, ha creduto in me e siamo ripartite. Quindi quella mattina ho chiamato, ho detto: Anna, vorrei fare questa cosa. Perfetto, ci sto. Siamo partiti. Insomma, ago e filo di nuovo in mano, il rumore delle macchine che si sente nuovamente. Meraviglioso. Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è presente oggi in Regione per il sostegno ai candidati sindaco del centro-sinistra e per la raccolta firme sulla Next Generation Tax. A Pordenone ha anche incontrato l'associazione Immigrati e si è fatto garante di portare in Parlamento le istanze del popolo afghano. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, oggi a Pordenone per la campagna elettorale del bene comune a sostegno del sindaco Gianni Zanolin, ma anche per la raccolta firme della Next Generation Tax. Sì, intanto per la campagna elettorale a sostegno di una coalizione ampia, larga, la coalizione che vogliamo costruire per il Paese, per le prossime elezioni politiche, dunque bene che si sia raggiunto questo risultato qui e lavoriamo perché questo risultato produca anche sul piano elettorale un effetto positivo in questa città. Secondo, per la nostra campagna, la raccolta di firme che ormai si sta sviluppando in tutta Italia per una riforma dell'imposta patrimoniale di questo Paese, che già esiste ma è spesso iniqua, non è progressiva, produce distorsioni e noi vogliamo riformarla per proporre una cosa che ci pare molto semplice, cioè che chi ha grandissime ricchezze possa dare qualcosina in più per abbassare il peso fiscale sulla maggioranza dei cittadini e per liberare risorse necessarie per investire sul futuro del Paese, in particolare sui giovani, sulla gratuità dell'istruzione, cioè su quelle condizioni che rendono competitivo nel modo giusto un Paese come il nostro. Quante sono le firme che avete raccolto? Abbiamo superato ampiamente la metà delle firme necessarie, che sono 50.000 per le leggi di iniziativa popolare, senza peraltro utilizzare la raccolta online, che probabilmente attiveremo nei prossimi giorni per aumentare ulteriormente la partecipazione, ma insomma la campagna sta andando molto bene. Le persone firmano per una ragione semplice, perché si rendono conto che questa è una proposta che migliora la condizione per il 90 e passa per cento della popolazione, che ha un doppio guadagno. Il primo è un risparmio sull'attuale imposizione fiscale. Noi eliminiamo delle tasse, tutti le vogliono sempre eliminare, con questa proposta al primo articolo togliamo l'IMU sulla seconda casa e l'imposta di bollo sui risparmi. Il secondo guadagno è che con i soldi che si liberano si possono fare investimenti che poi migliorano la vita delle persone. Un incontro oggi anche con l'associazione Immigrati, in particolare con i cittadini afghani che chiedono, insomma, che venga portata all'attenzione del Parlamento la loro condizione, visto quello che è successo nel loro paese. Sì, io credo che il tema dell'immigrazione sia un grande tema strutturale e che in questo Paese viene trattato da troppo tempo come un'emergenza, ma le emergenze sono tali quando finiscono, quando diventano la norma sono un'altra cosa. In particolare la vicenda afghana ci ricorda quante responsabilità abbia anche il nostro Paese, anche sui flussi migratori. Di fronte a questa condizione non basta la retorica della solidarietà verso le donne afghane, servono scelte politiche in grado di rispondere a quei bisogni, ma anche di costruire un'integrazione in grado di ridurre l'impatto che comunque un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione ha sempre sui territori. A 4 anni dalla morte del poeta Pierluigi Capello, la comunità di Cassacco, dove visse 2 lunghi anni, gli dedica una mostra, un percorso espositivo con i suoi versi e gli intitola La scuola dell'infanzia. Appuntamento per il 1° ottobre. Sì, eccoci, siamo a Cassacco, all'esterno di quella che è stata la casa del poeta Pierluigi Capello, con il signor Giovanni Degano, ideatore di un progetto particolare a 4 anni dalla morte del poeta. Qui
in via Udine, la sua dimora, ma anche il punto di partenza di quello che sarà un itinerario vero e proprio della poesia lungo le strade di quello che è stato il suo paese. In cosa consiste? Allora, questa idea è venuta ancora quando praticamente io seguivo Pierluigi. Naturalmente cosa è successo? Un giorno scherzando le dici: ma un domani se vai via prima tu, io ti metto i cartelli, no? E lui scherzando, no? E lui mi dice: no, ma Paolo, lo fai sul serio? Eh sì, per me quello è stato come un testamento, no? Quindi ha voluto mantenere fede alle parole dell'amico. Per me questo obiettivo che abbiamo raggiunto, che si chiama Adotta una poesia, perché io con Piero ero legato forte. Scusate. Ecco, naturalmente un momento di commozione nel ricordo dell'amico comprensibile, un legame molto forte. Quanti sono gli iscritti che poi andranno ad arricchire Cassacco? Allora, per ora abbiamo messo 12 cartelloni, dobbiamo ancora inserire, 13, compreso quello a casa mia, dobbiamo inserire ancora 7 cartelloni. Con il sindaco Ornella Baiutti di Cassacco vediamo quali sono i luoghi di Pierluigi Cappello, perché Cassacco è stato uno dei posti, uno dei paesi del Friuli dove ha vissuto. Come dicevo, Pierluigi ha vissuto qua per soltanto 2 anni, quindi è passato come una meteora qui nella nostra comunità, ma appunto ha comunque lasciato un segno molto importante, ed è per questo che l'amministrazione già a suo tempo aveva pensato di intitolarle la scuola dell'infanzia. Naturalmente causa Covid abbiamo dovuto rallentare tutte queste attività, però adesso appunto nella ricorrenza della sua morte, il 4º anniversario della sua morte che cade il 1° ottobre, abbiamo pensato di aprire una mostra in auditorium con delle foto e delle poesie che ci hanno concesso il comune di Pratocarnico, e poi ci sposteremo appunto nella scuola dell'infanzia per la vera e propria intitolazione. Questa giornata sarà esclusivamente per lui, perché anche insieme appunto all'associazione di Pierluigi Cappello ci sarà anche verso alle 19 la sera una messa appunto in suo ricordo, e poi ci sarà anche un'altra serata dedicata a lui. Ecco, quindi appuntamento per che giornata di settembre? Il 1° ottobre. Il 1° ottobre è il giorno che cade proprio l'anniversario della sua mancanza. Ecco, un legame molto forte, perché in 2 anni ha lasciato un segno così importante? Beh, prima di tutto perché viveva anche il territorio, cioè lui veniva quasi ogni giorno, passava in piazza a bere il caffè, quindi ci vedevamo, ci scambiavamo opinioni, quindi finché stava bene lui proprio partecipava alla vita del paese, diciamo, era presente in paese. Quindi abbiamo questo ricordo anche di una certa amicizia. Non a caso proprio a Cassacco è nata un'associazione, con noi abbiamo un esponente, Fabiola Bertino, che ci spiega quello che fa il sodalizio per tenere viva la memoria di questo personaggio che ha dato tanto al Friuli. Sì, questa associazione è nata nell'idea di portare avanti gli obiettivi importanti che sono stati, no, nella vita artistica di Pierluigi. E queste 2 occasioni che sono appena state illustrate illustrano proprio 2 scelte ben precise, no, della sua vita di uomo e anche della vita artistica. Da un lato la vicinanza con i giovani, con i bambini. Lui ha fatto da questo punto di vista moltissimo, non si è risparmiato nonostante la fatica fisica che questo gli comportava, per incontrare i bambini, gli studenti di tutte le età e diffondere in questo modo, no, la letteratura, la poesia. E l'altro aspetto è quello che mette in luce il suo piacere di stare in mezzo alla gente. Pierluigi non era un letterato che amasse stare solo nella cerchia delle persone di cultura, gli piaceva stare in mezzo alla gente.
A me oggi piace pensare che queste poesie che trovano spazio, no, sulle case di Cassacco siano il modo con cui oggi lui sta vicino alla gente di Cassacco, che nonostante il breve tempo l'ha amato, ha ricambiato la sua giovialità, il suo essere in grado di affrontare la vita col sorriso, che insomma non è cosa da poco. Per quel che riguarda l'associazione, questi 2 anni un po' difficili dovuti al Covid non ci hanno però impedito di costruire qualche collaborazione proprio con le scuole, non solo le scuole del territorio, è nato un bel progetto con una classe dell'Istituto Malignani di Udine, ma anche ad esempio c'è stato un collegamento con un liceo linguistico di Catania, ovviamente in videoconferenza, no? Perché le difficoltà di questi 2 anni ci hanno però anche messo nella condizione di imparare a lavorare in un altro modo, e abbiamo ricevuto proprio queste richieste e volentieri ci siamo messi in contatto con loro, perché l'obiettivo è questo: diffondere la poesia e cercare di seguire quello che era l'intento di Pierluigi, cioè fare in modo che la poesia sia davvero per tutti. Ed è una grande scommessa. Noi ci proviamo timidamente ma con convinzione. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.